is turning like a wheel, and the face of our world is changing forever. We'll accept the challenge, that's for real, with responsibility, and we'll make it together. The power from deep inside, the energy to do it right, is the axle making the wheel go round. In a wheel, it's hope that we are giving. In a wheel, it's charity we are living. In a wheel, we can help, we can heal, standing together in a wheel. Care amiche, cari amici, l'International Inner Wheel Club di Agrigento è qui oggi, unito per una causa che ci tocca nel profondo e lacera l'anima della nostra società, la violenza contro le donne. La campagna Orange the World non è solo un colore, il colore arancione, è un grido di allarme, una promessa di luce contro l'ombra dell'abuso, una richiesta di giustizia e di umanità. Il nostro primo pensiero va a Giulia Cecchettin e a tutte le donne, la cui vita è stata spezzata da una cieca violenza di chi diceva di amarle. Giulia era una ragazza piena di vita, di sogni, pronta a spiccare il volo con la sua laurea. Il suo destino crudele è una ferita aperta per noi, che non smette di sanguinare. Non possiamo e non dobbiamo abituarci a questo orrore. Il suo ricordo, uno per tutte, ci impone una riflessione profonda. Il femminicidio non è un raptus, non è un dramma privato, è l'atto finale di una cultura malata, di una mentalità di possesso e di controllo che dobbiamo estirpare alla radice. È necessario oggi porre l'attenzione ad alcune delle voci più autorevoli della nostra cultura, che prima di noi hanno elevato il loro grido. Kofi Annan, Margherita Atwood, Alda Merini. Kofi Annan, ex segretario generale delle Nazioni Unite, ci ha ricordato che la violenza contro le donne è forse la violazione dei diritti umani più vergognosa. Essa non conosce confini, né geografia, cultura o ricchezza. Fino a quando continuerà, non potremo dirci una società evoluta. Margaret Atwood, poetessa e scrittrice canadese, con la lucidità che la contraddistingue, ha espresso una verità agghiacciante. Gli uomini hanno paura delle donne che ridono di loro. Le donne hanno paura degli uomini che le uccidono. In questa frase c'è tutto il peso di una disparità storica, di potere e vulnerabilità. La nostra grande poetessa Alda Merini ha racchiuso il destino di troppe sorelle in versi toccanti. Siamo state amate e odiate, adorate e rinnegate, baciate e uccise solo perché donne. Queste parole non sono citazioni, sono sentenze morali che ci chiamano all'azione. La violenza, dunque, è l'ultimo rifugio degli incapaci, come diceva Isaac Asimov, scrittore statunitense, ma la non violenza è la più alta espressione dell'etica, come sosteneva Thomas Edison, genio americano, inventore e imprenditore. Dobbiamo educare le nuove generazioni al rispetto, alla parità, all'amore, che è libertà, non catena. Dobbiamo insegnare a riconoscere i segnali, a non minimizzare, a intervenire. Il silenzio, come ci ha ammonito Elie Wiesel, scrittore e giornalista americano, aiuta il carnefice, mai il torturato. Parliamo allora, senza vergogna né paura. Ascoltiamo con empatia e prontezza. Agiamo, sostenendo i centri antiviolenza, le istituzioni, il cambiamento culturale. Ognuno di noi è responsabile. Smettiamola, smettetela di vedere le donne come oggetti da possedere e iniziate a vederle come la colonna vertebrale della società, la poesia, l'amore, la vita, proprio come ci ha raccomandato William Shakespeare. Alziamo la nostra voce, illuminiamo il mondo di arancione e giuriamo a Giulia e a tutte le vittime: non siete sole e non lo sarete mai più, che l'amore sia forte, mai con la forza, mai con l'inganno.
Il nostro cammino prosegue e con esso il peso di un dolore che non possiamo ignorare. Se Giulia Cecchettin è il simbolo di una promessa spezzata, oggi i nostri cuori e i nostri occhi si volgono verso una storia che tocca le radici della nostra terra, la storia di Alice Schembri. Altra triste storia, un carico di emozioni forti per i nostri cuori. Alice, dolcissima ragazza agrigentina, una nostra figlia, non è stata uccisa direttamente dalla mano di un aggressore, ma da un dolore così profondo e insopportabile da spingerla all'estremo, a quell'ultimo disperato gesto della rupe Atenea. La sua scelta è un grido lancinante, un messaggio che non possiamo far finta di non sentire. La violenza non lascia solo lividi sul corpo, ma ferite mortali nell'anima. Alice era un fiore meraviglioso, strappato alla vita prima del tempo. La sua tragedia ci ricorda che la violenza psicologica, l'umiliazione, il senso di colpa imposto possono essere altrettanto più letali di un'arma. La sua sofferenza è diventata la nostra, il suo silenzio il nostro monito più forte. In questo abisso di dolore c'è un amore che resiste, che si trasforma in forza, quello dei genitori di Alice. La loro sofferenza non è privata, è pure nostra, è un atto di accusa verso l'indifferenza e il pregiudizio. Quando un genitore perde un figlio in questo modo atroce, una parte di sé muore. Ma il coraggio del padre e della madre di Alice, il loro trasformare la disperazione in un impegno civile, è l'esempio più alto di come si può onorare la memoria. Non si sono chiusi nel lutto, hanno scelto di combattere affinché la storia di Alice salvi altre vite. Sono un faro di dignità. Proprio qui ad Agrigento, al villaggio Mosè, di fronte alla chiesa del Cuore Immacolato di Maria, frequentata da Alice e dai suoi genitori, è nato il Parco di Alice. Un parco giochi realizzato dal comune, molto bello, oggi frequentato da famiglie e bambini. Non è solo un parco giochi divertimenti per i ragazzi e per i più piccoli. Lì la nostra Alice è presente. La immaginiamo sorridente tra i bimbi che giocano. Si avverte nell'aria che si respira la sua presenza ideale. Tutto riconduce a lei, al suo dolce sorriso. È la risposta della comunità al buio, è un'oasi dove i ragazzi possono incontrarsi, non con la paura, ma con la speranza. È una forte promessa, speranza, che da quella rupe dove il dolore ha trionfato possa rifiorire la vita, la comprensione e il rispetto. Il Parco di Alice è il segno concreto, tangibile, che la memoria non è statica, ma attiva, dinamica. Ci richiama a prenderci cura gli uni degli altri, a vigilare sui più fragili, a non lasciare mai che qualcuno si senta così solo da credere che la morte sia l'unica via di uscita alla violenza. La violenza è una sconfitta per tutti. Il silenzio è complicità. Dobbiamo avere il coraggio di essere scomodi, di chiedere e di intervenire. Non lasciamo che il ricordo di Alice e di Giulia siano solo momenti di commozione. Facciamo una rivoluzione quotidiana. Facciamo in modo che le nostre scuole, le nostre piazze, le nostre case siano i luoghi dove l'amore significa rispetto, libertà e parità assoluta. Onoriamo il sacrificio di Alice, onoriamo la vita spezzata di Giulia, onoriamo l'immenso coraggio dei loro genitori. Trasformiamo il dolore in impegno civile incrollabile. Che la luce arancione di Orange the World ci conduca all'alba di un mondo più giusto. Una meravigliosa iniziativa che rende questo messaggio ancora più potente e toccante, trasformando il dolore in un atto collettivo di amore e speranza destinato a toccare il cuore della comunità. Sì, cari amici ed amiche, oggi i nostri cuori si uniscono in un messaggio che è al tempo stesso ricordo struggente e inno alla vita.
Il parco di Alice ad Agrigento, nato dal dolore più profondo, è diventato il simbolo tangibile della nostra forza collettiva. È proprio lì dove la memoria fiorisce si è compiuta una magia indimenticabile, grazie alla sensibilità e all'impegno del Club Inner Guild di Agrigento. Quest'estate, sotto le stelle tiepide di una notte agrigentina, il parco si è riempito non di silenzio, ma di sorrisi, musica e gioia pura. Una festa grandiosa per bambini e le famiglie, con giochi, animazioni, karaoke, balli e tante bolle. L'animazione con Alice nel Parco delle Meraviglie per i più piccoli ha trasformato quel luogo di ricordo in un'oasi di innocenza, di festa gioiosa, serenità familiare, dimostrando che la vita, nonostante tutto, è più forte dell'ombra e dell'oscurità. Questa non è stata solo una festa, ma un abbraccio collettivo carico di rispetto e profonda condivisione. Il momento più commovente, quello che ha stretto il cuore di tutti, è l'omaggio ad Alice. Con un gesto di immensa delicatezza, la presidente del Club Inner Guild ha consegnato alla mamma di Alice un meraviglioso cesto di fiori, perché potesse portarlo dove riposa la sua amata figlia. In quel cesto di rose e ortensie bianche c'era molto di più di un mazzo di fiori. C'era la nostra promessa, il nostro rispetto, il nostro abbraccio, la nostra lacrima di solidarietà e grande commozione e il nostro impegno solenne, la nostra promessa. Alice, non sarai dimenticata. Quella serata magica ha dimostrato che il modo più potente per combattere la violenza e il buio è seminare bellezza, cura e comunità, trasformare il dolore in un motore di speranza. Un ringraziamento sincero al Club Inner Guild e a tutti coloro che hanno reso possibile questa dimostrazione di luce. Il nostro impegno è chiaro: la gioia, la musica ed ogni sorriso presenti nel Parco di Alice siano un monito contro la violenza, un passo avanti verso un mondo dove ogni donna sia libera e al sicuro. Condividi questo messaggio se credi che l'amore, il rispetto e la memoria possano costruire un futuro meraviglioso. Oggi non celebriamo una festa, una ricorrenza. Noi oggi onoriamo una memoria e accendiamo una speranza. Siamo qui unite con il cuore stretto e gli occhi rivolti al cielo, mentre un colore caldo e potente ci avvolge, l'arancione. Non è un colore casuale, l'arancione è il cuore dell'alba. Ed è con questa alba che vogliamo guardare al futuro, un futuro in cui la violenza contro le donne non sia più un'ombra, ma solo un ricordo doloroso della storia passata. Siamo qui perché nel lontano 25 ottobre del 1960 tre sorelle, Patria, Minerva e Maria Teresa Mirabal, furono brutalmente assassinate. Erano donne, erano coraggiose e lottavano per la dignità e la libertà. Il loro sacrificio, segnato dalla violenza di un regime, è stata la scintilla che ha acceso questa giornata. Loro non sono morte invano, sono diventate il simbolo eterno della resistenza femminile, la voce che rompe il silenzio, il monito che ci impone di non dimenticare mai. È stato un martirio. E da questo, dal loro martirio, è nata la nostra giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Oggi questa fiamma si estende per 16 giorni di attivismo globale, dalla Sfinge alle cascate del Niagara. La luce arancione non illumina solo gli edifici, le donne, gli alberi, illumina soprattutto l'anima, le nostre coscienze. Purtroppo i numeri che ci raccontano la realtà sono agghiaccianti. Una donna su 3 a livello globale subisce violenza fisica o sessuale nella sua vita. Non stiamo parlando di statistiche lontane che non ci riguardano. Stiamo parlando delle nostre figlie, delle nostre madri, delle nostre sorelle, delle vicine di casa.
Stiamo parlando delle donne che ci incontriamo ogni giorno e che spesso afflitte, in silenzio, in soffocato e triste silenzio, portano con sé un peso invisibile, enorme e insopportabile. Il più grande fallimento della nostra società risiede proprio nella tendenza a normalizzare questo orrore. Una violenza che purtroppo si trasmette di generazione in generazione, apparendo pure come un'ombra fredda che oscura e rende normale l'abuso, il sopruso. Ancora più grave è la facilità con cui ancora oggi si cerca di colpevolizzare la vittima. Cosa ci faceva lì? Cosa indossava? Niente, lo ripetiamo ad alta voce, niente giustifica la violenza. La violenza è l'ultima risorsa dell'incapacità umana, una misera dimostrazione di debolezza, un vile atto di brutalità. Noi oggi siamo qui per dichiarare basta, lo confermiamo decise e consapevoli di voler andare in fondo. L'arancione non è un colore di lutto, bensì di rinascita e di speranza. È la nostra dichiarazione di fede, la speranza che un mondo libero dalla violenza non è un sogno, ma una realtà che possiamo e dobbiamo costruire. Questa campagna che porta ad illuminare tutto di arancione è e vuole essere un atto di appello a tutti, agli uomini a cui chiediamo di essere veri alleati, di non tollerare il silenzio complice, di sfidare i modelli tossici, di essere protettori della dignità e non oppressori. Alle istituzioni a cui chiediamo di agire con prontezza, garantire protezione e giustizia, educare le nuove generazioni al rispetto e all'uguaglianza. A chi soffre in silenzio diciamo: non siete sole, rompete quel silenzio che aiuta solo il violento. C'è una rete di mani pronte ad afferrarvi e a portarvi in salvo. Il coraggio di chiedere aiuto è il primo fondamentale passo verso la libertà. Ogni luce arancione sparsa nel mondo che vediamo è un impegno, è la promessa che noi come comunità non ci volteremo dall'altra parte. Guardate e soffermatevi su questa luce arancione. Essa simboleggia la forza, la determinazione e la speranza incrollabile. Orange the World non è un evento di 16 giorni, è un impegno per 365 giorni all'anno, è la nostra responsabilità umana. Il cambiamento inizia dal cuore, si traduce nel rispetto e si manifesta nell'azione. Insieme facciamo in modo che le sorelle Mirabal non siano state le ultime vittime, ma le prime martiri di un mondo nuovo. Che l'arancione sia l'alba che non tramonta più. Grazie. Ci lasciamo guidare dalle parole che sono incise non solo nella storia, ma nelle nostre coscienze. Le parole del grande Elie Wiesel. Ho giurato di non stare mai in silenzio, in qualunque luogo e in qualunque situazione in cui degli esseri umani siano costretti a subire sofferenze e umiliazioni. Dobbiamo sempre schierarci. La neutralità favorisce l'oppressore, mai la vittima. Il silenzio aiuta il carnefice, mai il torturato. Ascoltiamo bene il cuore di questo messaggio. Il silenzio non è neutralità, è complicità involontaria. Il silenzio non è protezione, è la gabbia che tiene prigioniera l'anima. Esso non salva, ma nutre l'ombra del carnefice, permettendole di crescere indisturbata nel buio delle nostre case e delle nostre paure. A chi sta ascoltando in questo momento, a chi porta sul corpo o nell'anima i segni invisibili e brucianti della violenza, a te che pensi di non avere voce, voglio dire una cosa, sussurrandola per poi gridarla. Sei la persona più forte qui. Il tuo dolore è reale, la tua sofferenza è ingiusta, ma la tua capacità di sopportazione non deve trasformarsi in una condanna perpetua. Il vero coraggio non è sopportare la violenza, il vero coraggio è smettere e combatterla.
Chiedere aiuto non è un segno di debolezza, ma un atto di eroismo puro. È il momento in cui l'istinto di sopravvivenza si fa più forte della paura, in cui l'amore per se stesse vince sul timore, sul giudizio. Quando finalmente rompi il silenzio, accade una cosa meravigliosa. La catena si spezza e l'oppressore perde il suo strumento più potente, il segreto. E tu, carissima, ritrovi la tua piena sacrosanta dignità. Oggi, in questa luce arancione di alba, noi tendiamo la mano. Non devi camminare sola, non devi soffrire un giorno di più. Schierarsi è il nostro dovere, chiedere aiuto è il tuo diritto inalienabile. Che la nostra voce unita possa essere il vento che spazza via il silenzio e la luce che illumina il proprio difficile ma liberatorio passo verso la salvezza. Il tuo futuro è nell'alba. Vieni fuori dall'ombra, chiedi aiuto, non sei sola. Siamo immersi in questa luce arancione che ci ha promesso un'alba, ma l'alba non arriva per magia. Arriva quando scegliamo di aprire gli occhi sulla verità, di dare un nome al male e di restituire la dignità al bene. Perché la violenza è un linguaggio che dobbiamo disimparare ed è per questo che oggi siamo qua. Desideriamo schierarci con le parole dei giganti, con quelle voci che hanno saputo guardare nel profondo dell'animo umano. La violenza è debolezza, non è forza. La violenza si maschera di potere, si traveste da controllo, ma la verità è molto più amara e meschina. Ce lo ricorda il grande filosofo Benedetto Croce, che ci ha ammonito dicendo: la violenza non è mai forza, è debolezza. E mai può essere creatrice di qualcosa alcuna, ma soltanto distruggerla. È l'ultima misera risorsa di chi non ha argomenti, di chi non possiede intelligenza emotiva, di chi non possiede quell'intelligenza emotiva, di chi, come sagacemente ha ricordato Simone de Beauvoir, è un uomo poco sicuro della propria virilità. Togliamole dunque quell'aria di potere, riduciamolo a ciò che è veramente. È un atto di debolezza, mascherato da brutalità. Perché la violenza è l'opposto all'amore, perché l'amore non incatena. L'amore, se autentico, ci insegna a restare attraverso la libertà. Ce l'ha ricordato anche la poetessa Emily Dickinson. Se mi lasci libera, allora mi ha insegnato come restare. Perché l'amore ci rende felici, l'amore ci rende liberi, l'amore non infligge lividi. Purtroppo anche Margherita Atwood ce l'ha sottolineato. Viviamo in un mondo dove gli uomini hanno paura che le donne ridano di loro, ma purtroppo le donne hanno paura che gli uomini li uccidano. Questa è la disuguaglianza più profonda, la paura esistenziale che non conosce confini. Ce lo ricorda anche l'ex segretario delle Nazioni Unite Kofi Annan. La violenza è la violazione dei diritti umani più vergognosa. In questo step dedicato alla dignità, noi dobbiamo accogliere anche il messaggio del Santo Padre Papa Francesco, dove ha elevato la donna, dichiarandola con forza: ferire una donna è oltraggiare Dio. E sì, perché la donna è fonte stessa della vita. Quindi oggi alziamo gli occhi dalle nostre ferite e guardiamo la nostra inesaurabile forza. A te, che ci hai pensato
e di essere solo una vittima, ti ricordo le parole ispiratrici di Maya Angelou. Ogni volta che una donna lotta per se stessa, lotta per tutte noi. Perché la tua battaglia non è una battaglia silenziosa, è un movimento che rende a tutte noi più libere. E invece a te, che pensi ancora di aspettare che qualcuno venga a salvarti, dico, scegli di essere una guerriera, perché o sei la principessa che vuole e che aspetta di essere salvata, o ti salvi da sé. Quindi il nostro motto, il nostro messaggio finale è: scegli la vita, scegli la vita. Questa campagna Orange in the World non è un invito, non è un appello, non è un invito a sopportare, è scegliere la vita. Il primo passo è la denuncia, è il primo atto d'amore, è il primo atto, quello più difficile, quello di chiedere aiuto, il più forte, il più difficile, il più ribelle di tutti. Per concludere vorrei dire un ultimo, intimo desiderio. L'augurio a tutte noi, perché in un giorno non ci sarà più bisogno di accendere questa luce arancione. Pensiamo anche, ricordiamo Alice Schembri, quando diceva: non chiedeteci che cosa indossiamo, ma chiedeteci che cosa volete fare da noi. Perché questo è il punto. Non concentriamoci soltanto sulla vittima, ma concentriamoci anche sulla nostra responsabilità, sulla nostra voglia di cambiare. Alice era una ragazza come tutte. Aveva sogni, speranze e una vita da vivere. Ma su quella vita è calata un'ombra di violenza, che per lei è diventata un segreto insopportabile. Pensiamo al suo calvario psicologico. Non è bastata la brutalità fisica della violenza subita. Si è aggravata dalla vile ripresa di un video, dall'abuso della sua fragilità. La vera condanna, quella che l'ha portata a quel gesto estremo, è stata la violenza psicologica autoimposta dal suo silenzio, perché non poteva essere detto. Quel segreto non confessato si è trasformato in un muro di acciaio che l'ha compressa attorno alla sua anima, un peso che l'ha schiacciata giorno dopo giorno. La disperazione di Alice non è stato un atto improvviso, è stata la tragica, finale conseguenza di un'indescrivibile sofferenza interiore. Quella mattina sulla Rupia Atenea, Alice ha cercato l'unico rifugio possibile per lei, che le è sembrato da un dolore che la stava divorando. Ha cercato la sua pace in un luogo dal quale non c'è ritorno, lasciando dietro di sé un post straziante che è il testamento di tutte le vittime silenziose. Noi, oggi qui, da Agrigento, avvertiamo ancora questo trauma e lo sconvolgimento per la sua perdita. Il suo dolce sorriso ci ricorda ancora la grande sofferenza emotiva, che non deve essere solo un ricordo che ci spezza il cuore. Dobbiamo, con l'esempio, quello anche dato dalla sua coraggiosissima madre, trasformare questa assenza in una presenza attiva. Il segreto che ha ucciso Alice non dovrà mai essere il segreto di altre ragazze. Che questo sia il nostro voto solenne sotto la bandiera Orange the World. La campagna Orange the World ci impone quindi di essere responsabili, di cambiare il mondo. Non possiamo vivere più con questo dolore dell'assenza se non diamo all'assenza un significato vivo e rivoluzionario.
Ma come facciamo? Come dobbiamo farlo? Sicuramente distruggendo la cultura del silenzio. Dobbiamo creare una società dove la reazione alla confessione di una violenza non sia il giudizio, ma bensì l'ascolto. Questo ascolto incondizionato è la protezione, perché il segreto deve morire prima di nascere. Dobbiamo smascherare gli incapaci. Ricordiamo le parole di Asimov, dove dice: la violenza è l'ultimo rifugio degli incapaci. La forza non è brutalità, ma è la capacità di dialogare, di rispettare, di amare senza distruggere. Dobbiamo essere noi tutti la salvezza. Non possiamo aspettare che le principesse si salvino da sole. Dobbiamo creare noi come comunità, come genitori, insegnanti, amici, istituzione, una rete di sicurezza e di sostegno. Ora guardiamo il sorriso di Alice, quel sorriso così sofferente e così dolce, che da oggi non è solo il sorriso di una vittima, ma è il simbolo che ci obbliga a lottare. Trasformiamo dunque la Rupe Atenea, quel luogo del suo ultimo gesto, in un monumento che ci ricordi ogni giorno l'obiettivo di rendere un mondo migliore, dove nessuna donna, in qualunque luogo e per qualunque ragione, deva sentirsi più sola nella sua sofferenza. Che la storia di Alice sia la nostra forza, che il suo segreto sia la nostra voce, che la sua memoria sia il nostro coraggio, perché non deve esistere il silenzio, mai più, mai più. Grazie e grazie ancora, perché la luce arancione non si spenga mai dentro di noi. Facciamo in modo che la nostra forza sia la forza di amare e di amare forte. Grazie, e che l'alba promessa diventi per tutti, per tutte noi, oggi e per sempre, libertà. Time keeps turning like a wheel, and the face of our world is changing forever. We'll accept the challenge, that's for real, with responsibility, and we'll make it together. From deep inside, the energy to do it right is the axle making the wheel go